Dottoressa, ci vuol fare un po' il punto della situazione in merito dopo questa scossa avvenuta nella notte in quel dell'Alto Friuli? La scossa di ieri notte giunge dopo un periodo abbastanza lungo per il Friuli di una sismicità moderata. Negli anni abbiamo avuto sì episodi continui di eventi sismici, però erano quasi 20 anni che non registravamo terremoti di magnitudo superiore a 4.0. Quindi la scossa di ieri sera riporta un po' in pari il conteggio sismico, se vogliamo, per l'area friulana. L'area friulana è soggetta ad avere delle fluttuazioni della sismicità. Ci sono dei periodi in cui abbiamo più episodi sismici, anche di magnitudo interessante, a periodi di scarsa sismicità. Noi venivamo fuori proprio da un periodo di scarsa sismicità, sia per numero di eventi sia per magnitudo. Quindi dal punto di vista sismologico la scossa di ieri sera per noi è una scossa importante, perché appunto chiude un periodo a bassa sismicità, ne apre uno a una sismicità un po' più elevata.